E buonasera a tutti lettori e lettrici di Star Wars Libre Comics, bentornati in una nuova puntata di Holocron Book Club, di questa sua, scusatemi, quarta stagione, leggermente in ritardo, ma settimana scorsa non potevo, e in realtà tutto ciò fa funzionare meglio le dirette di marzo, perché vi anticipo già che Archivio Jedi non andrà in diretta il secondo lunedì del mese, cioè il 9 di marzo, ma la settimana successiva, il 16, e conseguentemente anche Holocron Book Club il prossimo sarà il 30 di marzo, quindi shiftiamo tutto di una settimana, ma questa cosa ci permette di incastrare meglio i vari impegni personali. A parte questa piccola introduzione, Raghi, buonasera, grazie mille di essere qui con me. Buonasera, eccoci. Altro aspetto un attimo atipico di questa diretta è che vista la scarsità degli argomenti delle pubblicazioni di questi primi mesi del 2026, abbiamo deciso di fare un recupero. Ogni tanto ci sta, sappiamo che Holocron Book Club è una diretta che in realtà viene anche molto recuperata poi nelle settimane, nei mesi successivi, e quindi perché non sfruttarla per parlare di un titolo molto molto valido che abbiamo entrambi apprezzato e che può essere secondo me ancora scoperto da tante persone. Infatti questa sera parliamo di Dooku, un Jedi perduto. Raghi, ti chiedo innanzitutto se tu Dooku, un Jedi perduto, lo avevi ascoltato o lo hai solo letto? E adesso, dopo che mi dai la risposta, spieghiamo anche il perché di questa domanda. Non l'ho mai ascoltato perché inizialmente, cioè in realtà ancora adesso sono un po' contrario agli audiolibri, all'esclusività degli audiolibri, esclusività chiaramente perché quando è uscito inizialmente è uscito solo, se non sbaglio, è come prima opera, appunto, sì. E non sapevamo ancora che sarebbe uscito anche lo script, poi è stato pubblicato e ha preso... E abbiamo capito che gli script escono sempre, esatto, in pratica. ha preso piede, sì, tranne quelli Audible che per ora non ci sono ancora, diciamo. Non penso ci saranno, però non si sa mai, ecco. Non ho ascoltato perché non è un formato che apprezzo tantissimo. Onestamente apprezzo molto più il romanzo classico, e nonostante ciò comunque ho apprezzato moltissimo lo script che ho poi letto sia in inglese che poi quando è uscito in italiano con molto ritardo, diciamo. L'ho recuperato in queste due versioni. Quindi no, non ho ascoltato, l'ho apprezzato lo stesso. Certamente lo avrei apprezzato molto di più se fosse stato un vero e proprio romanzo, ecco. Ok, appunto, come diceva il buon Raghi, Dooku Jedi Lost è all'interno del canon, quindi di tutte le pubblicazioni uscite a partire dal 2014 in avanti, è il primo audiolibro originale, cioè un'opera concepita sotto forma di audiolibro, e potremmo anche chiamarlo in realtà praticamente un audiodramma, e appunto solo successivamente pubblicato, di cui è stato solo successivamente pubblicato lo script, prima in inglese e poi se non sbaglio nel luglio 2024 in italiano. Cosa vuol dire audiodramma in questo senso? Riprende un po' la definizione dei vecchi radiodrammi, formato di opera di cui Cavan Scott è anche un grande appassionato, perché da quello che ha sempre detto nelle interviste, eccetera, lui è cresciuto con i radiodrammi di Doctor Who. Sono delle opere narrative in cui un cast completo di attori, di doppiatori, diciamo, di attori vocali, interpreta uno script, quindi è essenzialmente come ascoltare la puntata di una serie TV o come ascoltare un recital teatrale. E appunto Dooku Jedi Lost è la prima opera di Star Wars interamente pensata così. Non abbiamo quindi, come avviene per gli audiolibri che nascono come
versioni audio di romanzi, non abbiamo un narratore unico, ma abbiamo le voci dei singoli personaggi, oltre alla voce di un narratore, che può o meno essere un narratore, diciamo, può essere o meno il narratore un personaggio del libro. In questo caso la narratrice del libro è Asai Ventress, quindi una dei protagonisti di questa storia, anzi la protagonista di questa storia, potremmo dire insieme ovviamente a Dooku. Così strutturato, quindi lo script nella sua versione poi stampata risulta molto molto agile da leggere, perché si tratta di essenzialmente leggere solo i dialoghi più alcuni commenti del narratore e gli effetti sonori che vengono riportati nello script, che danno un po' che contestualizzano un po', ma che per chi l'ascolta servono davvero a immergersi in questa storia. Io Dooku Jedi Lost l'ho ascoltato, è stata anche la mia prima esperienza con gli audiolibri ed è stato molto figo, molto affascinante, non privo di complicazioni comunque, perché avere un cast completo di voci significa che appunto ogni attore ha la sua inflessione, i suoi accenti, spesso anche gli attori fanno delle voci un po' strane per i personaggi. Ventress ha la voce molto simile a quella del cartone animato di The Clone Wars e non è facilissimo da seguire come voce, per giunta in inglese. Quindi capite che può essere un po' ostico, però secondo me la narrazione è davvero avvincente e sembra davvero di essenzialmente stare ascoltando un film di Star Wars, ma soltanto ascoltandolo, quindi senza l'aspetto visivo. Il consiglio, come sempre, lo potete anche leggere ad esempio nella nostra guida agli audiolibri, è di ascoltare gli audiolibri facendo qualcosa, cioè non state lì seduti, sdraiati sul divano con questo in cuffia, perché secondo me è difficilissimo e almeno io mi addormentavo. Sono ottimi se viaggiate tanto sui mezzi pubblici o se guidate tanto, soprattutto se guidate tanto, secondo me sono una manna. Quindi, vabbè, piccola parentesi degli audiolibri. Di che cosa parla Dooku, un giri perduto? Ha ha una cornice narrativa ambientata nel presente e un passato. Raghi, come hai, insomma, tra la cornice narrativa della trama del presente e il passato, cosa hai preferito e perché, se ti ricordi qualcosa, Sì, eccetera. allora, l'ho letto comunque un po' di tempo fa, poi senza dubbio è più interessante la parte relativa al passato. Vuoi perché in generale a livello anche canonico non sapevamo così tanto su Dooku prima della pubblicazione appunto di questo romanzo / audiolibro. In secondo luogo perché diciamo che per quanto dia un po' di informazioni su Ventress, in particolare magari su come si siano incontrate nei Dooku, non è il romanzo di riferimento per Ventress, secondo me, poi è più un apprendista del lato oscuro, chiaramente. Sì, quindi, sicuramente. Adesso spoiler ovviamente, la parte nel presente è relativa a, se non mi ricordo male, Ventress che deve cacciare la sorella di Dooku per poi ucciderla, che diciamo acquista un po' più di senso andando verso la fine, chiaramente. All'inizio, se non sbaglio, non è nemmeno così chiaro quale sia l'intento. Quindi sì, sicuramente è più interessante una parte del passato, o meglio, le parti del passato, perché chiaramente ci sono tanti stacchi nelle varie età, nei vari momenti, come posso dire, cardine della vita del personaggio di Dooku poi. E quindi Sì, perché appunto aggiungiamo che praticamente si scopre che Dooku è rimasto in contatto con questa sua sorella durante anche tutto il suo apprendistato nell'ordine Jedi. Dooku dà accesso a questa corrispondenza, a tutti questi holocron che Dooku aveva registrato per sua sorella. Detto ciò, appunto,
abbiamo Ventress che racconta un po' il presente e ti racconta quello che non è che, scusatemi, non ti racconta lei quello che vede negli ologrammi, ma fa partire questi ologrammi che poi parlano, e in questo caso subentra la voce narrante di Dooku che racconta quello che avviene. E poi c'è anche Ventress che, se non sbaglio, racconta e ricorda il proprio passato, per cui c'è anche il suo diciamo avvicinamento all'ordine Jedi, e quindi c'è anche parte del passato di Ventress. Sì. Quello sicuramente, infatti è come posso dire, una componente interessante anche quella, anche perché per capire come si siano poi avvicinati i due personaggi, chiaramente. Anche Ventress in sé è sicuramente un personaggio non convenzionale, ecco. Mm-hmm. Una Jedi Bokken potremmo chiamarla. Beh no, sì, di fatto sì. Beh sì, effettivamente. In realtà non propriamente. Perché, nel senso, lei interrompe viene specificato che i Jedi Bokken sono... Ci sono due versioni, perché in sono quelli italiano che hanno subito l'ordine 66, non mi ricordo. no. In italiano sì, ma in originale no. Ah, ok. Perché in italiano dice una cosa tipo appartiene a una stirpe di Jedi Bokken, fa tipo Jedi addestrati dopo la caduta dell'ordine, ma in inglese non dice questo, in inglese dice appartiene a una stirpe di Jedi Bokken addestrata dopo la caduta dell'ordine. Sì, anche, però devo dire anche Wikipedia, vabbè, che è fatta dai fan, però sì, in inglese dice comes from a breed of Bokken Jedi trained in the wild after the temple fell. Quindi sì, non per forza, come dire, non per forza vuol dire che Jedi Bokken è stato addestrato dopo, potrebbe anche essere un appellativo con un'implicazione diversa, sì, hai ragione. E quindi sì, l'implicazione probabilmente è più quella che è addestrato senza l'approvazione del consiglio lontano dal tempio, che rimanda al bastone Bokken, chiaramente priva anche di spade laser, poi Ventress ce l'ha, però vabbè. L'altro grande aspetto, diciamo, dopo la parte iniziale legata alla scoperta di Dooku della sua identità di erede del conte di Serenno, la parte probabilmente più interessante del romanzo, almeno soprattutto per i lettori più appassionati della parte storica, secondo me, è il rapporto tra Dooku e Sifo Dyas, quindi un amico, uno studente promettente con cui entrambi si appassionano alla ricerca dei segni del ritorno del lato oscuro nella galassia. Ed è molto bello, secondo me, l'approfondimento del rapporto con Sifo Dyas, che finalmente ha molto più spazio. L'altro personaggio cardine ovviamente è Yoda, in quanto maestro di Dooku. Come hai vissuto il rapporto tra questo romanzo e l'altro romanzo uscito, diciamo, più o meno contemporaneamente, o comunque poco successivo, Maestro apprendista di Claudia Gray, Raghi? Hai percepito questo fil rouge, diciamo, tra maestri, apprendisti, profezie, eccetera, eccetera? Sì. Più che altro, ecco, un po' il mio problema, tra virgolette, che ho letto Maestro apprendista appena uscito in italiano, Sì. e Dooku Jedi Lost non mi ricordo, non ne ho letti vicini, diciamo, comunque. Poi non mi ricordo se ho letto prima uno o prima l'altro, onestamente, però mi ricordo che non ne ho letti uno di seguito all'altro, comunque forse neanche nello stesso anno. E quindi sì, cioè riconosco i collegamenti, ma non ne ho
percepiti durante la lettura, perché nel momento in cui stavo leggendo uno, l'altro l'avevo già un po' messo in saccoccia, tra virgolette, non l'avevo più così fresco. Ok. Però sì, senza dubbio ci sono tanti collegamenti, a partire dalla profezia che si trasmette poi da Saifo Dyas, Dooku, Qui-Gon Jinn, Mhm. qualcosa anche Ryan Averross, anche se poi a lui magari non interessa particolarmente, però Sì, e poi anche il rapporto maestro-apprendista, i flashback di Qui-Gon che vanno un po' a incastonarsi sì. dentro Dooku Jedi Lost. Sicuramente, secondo me, la parte di rapporto tra Dooku e Qui-Gon è molto più presente in Maestro Apprendista Sì, rispetto a Dooku Jedi Lost, a Dooku un Jedi sì, perduto. È come se Kavan fosse e stato già Claudia si detto. siano un po' divisi i compiti, cioè abbiano chiaramente discusso e parlato degli argomenti e ci sia stata una conclusione di ok, il rapporto tra Dooku e Saifo Dyas lo approfondisce Kavan, il rapporto con Qui-Gon è un po' più approfondito Maestro in apprendista, sì. Maestro Apprendista, sì, 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 sicuramente. Sì, è una cosa che comunque in realtà ho apprezzato perché, cioè, onestamente, diciamocelo così, se avessero messo veramente un rapporto approfondito tra Dooku e Qui-Gon in Dooku un Jedi perduto sarebbe diventato una cosa enorme, lunghissima, Mhm, poi il romanzo. E invece ha più senso magari mettere tutta quella parte in Maestro Apprendista per fare il mhm, parallelismo poi con Qui-Gon e Obi-Wan Qui-Gon Ryan Averross e la sua Padawan che poi sì. poverina è morta e, eccetera. Quindi ha più senso così, senza andare a Mhm, pestarsi i piedi, senza narrare più volte la stessa cosa, sì. che chiaramente sarebbe stato magari poco apprezzato poi da noi. Mhm. Ed è ottimo secondo me anche il lavoro che viene fatto da Kavan proprio su, ovviamente su Dooku, perché ne esce un personaggio molto a tutto tondo, cioè dalla visione dei film è chiaro a tutti che Dooku sia un personaggio stratificato, che sia un personaggio complesso, è chiaro che non è lo sgherro, soprattutto dopo aver visto Maul, è chiaro che Dooku non è Maul, almeno a livello cinematografico, poi No, lascia certo. perdere gli sviluppi di Maul in The Clone Wars. E tutta questa stratificazione qui viene dissezionata, vediamo davvero tutti gli strati, tutti i momenti, da una gioventù comunque abbastanza devota agli ideali, ai principi dei Jedi, ma allo stesso tempo, come dire, contaminata da questo senso di superiorità un po' costante, un po' presente da sempre. Um, e il percorso che fa Dooku, secondo me, è molto ben costruito, proprio Sì. a livello di caratterizzazione. Secondo me non è un percorso sorprendente, è un percorso che ci potevamo cioè facilmente no, però secondo me ci potevamo immaginare per come abbiamo visto Dooku nei film, cioè sapendo che era un ex maestro Jedi e vedendolo nei film ci sta cioè, il percorso poteva essere comprensibile, dico Sì, sì. caratterialmente. Poi è ovvio che la trama specifica, quella, come dire, anche no. E di Ventress invece che cosa mi dici? Dico che forse è una parte che meno ricordo è Mhm. una parte che meno mi è rimasta. Vuoi in realtà, non è che disprezzi il personaggio, anzi, è Quinlan Vos che non apprezzo particolarmente in realtà, ma, Male, male, raga. mi dispiace. Ehm, però sì, per quanto riguarda Ventress faccio sempre un po' di confusione tra quello che sappiamo dall'Apprendista del Lato Oscuro e Mhm. quello che sappiamo da Dooku Jedi Lost. Probabilmente la mia mente in automatico va ad associare molte più informazioni all'Apprendista del Lato Sì. Oscuro, anche quelle che poi ci vengono fornite da Dooku un Jedi Perduto. Mhm. Quindi non ricordo moltissimo, francamente, Sì. per quanto riguarda Ventress. Mhm. Mi è rimasta molto di più la parte di Dooku, su Dooku, la sorella, Yoda, Sì. oddio, non mi viene il nome, l'abbiamo detto prima. Sifo Dyas, ecco, Sì, scusa. può dire, sì, sì.
Sì, devo dire, io avevo trovato un po' faticosa la parte di Ventress, perché alcune informazioni le conoscevamo già, quindi c'era sicuramente meno carne al fuoco nuova, e inoltre, almeno a livello audio, appunto, lei è molto molto difficile da ascoltare. È un'ottima interpretazione, secondo me, da parte dell'attrice che recita, perché davvero traspare questo senso di ossessione che ha Ventress per questa missione, tutte le sue difficoltà, tutte le sue insicurezze. Anche qua è molto complesso come personaggio, ma è forse un po' ripetitivo, almeno in quest'opera. Poi è un bel approfondimento, ripeto, ma è un po' faticoso. E poi vabbè, ci sono poi tutta una serie di altri personaggi, appunto abbiamo già citato Yoda, Sifo Dyas, Costana, esatto, Lily Costana. E poi è anche molto interessante che Cavan metta un sacco di semini, come sempre, un sacco di informazioni magari ripescate da Legends o comunque di approfondimenti. Per tanti anni, prima di Alta Repubblica, questo romanzo è stato il romanzo ambientato più nel passato, e quindi chiaramente Cavan ha seminato elementi di lore che poi ha anche ripreso lui stesso, o ha appunto preso da Legends, li ha reintrodotti qui e poi li ha ulteriormente sviluppati. Penso agli stregoni di Thund, vengono menzionati qui per la prima volta, recando quando Lupo... Esatto. Sì, ma poi in generale, parlando di Alta Repubblica, chiaramente, a parte che il romanzo tecnicamente è ambientato anche durante l'Alta Repubblica, perché sì. Partendo dalla nascita di Dooku è nato nel 102, BBY, che è uno degli ultimi anni dell'Alta Repubblica. Eclipse, vabbè, gli ultimi giorni dell'Alta Repubblica. Vabbè, però poi è di fatto un audiolibro, una proto-opera dell'Alta Repubblica, perché i collegamenti sono veramente infiniti, a partire da Maestro Trennis, che viene citata per la prima volta qua, con Nene Costana, Clias Teradin. Sì, chiaramente sono stati seminate tante cose e poi che poi sono state riprese. Sì, e quindi è una cosa che Cavan tende a fare, anche solo in forma magari un po' minore. Cavan lo fa in modo più plateale. Penso anche all'Alta Repubblica stessa, che a sua volta va a citare un sacco di materiale sia diciamo inedito che ripreso da Legends, però facendo riferimento alla vecchia Repubblica, e quindi il che chiaramente ci ha portato a teorie poi su opere ambientate nella vecchia Repubblica. Ovviamente speriamo, ma vedremo. Sì, come dire, ancora nada. Sì, le opere di Cavan Scott comunque tendenzialmente nascondono sempre qualche There's always a bit of riferimento. truth in Legends. Esatto, cioè nascondono sempre qualche rimando a qualcosa che o sta già scrivendo o ha intenzione di scrivere. Magari non scriverà, magari sì, però poi comunque ci sono sempre elementi che possono essere ripresi. Cioè, pensando solo all'Altra Repubblica, veramente nel mostro del picco del tempio, o anche nella fase 2, c'è tanta di quella roba che può essere ripresa, che veramente ce ne sarebbe di roba da scrivere, ecco. Sì, assolutamente. E a proposito di riferimenti e di elementi poi ripresi in altre opere, vogliamo fare un commento a quello che poi vediamo in Tales of the Jedi, perché appunto come dire, le vicende di questo audiolibro, di questo romanzo, si intersecano con quanto visto poi successivamente in 3 puntate della serie animata Tales of the Jedi.
Sì, non solo in realtà, nel senso, sì, in realtà poi ci sono prima che uscisse Tales, almeno penso sia prima, il romanzo si collega anche a, giusto per dovere di cronaca, ne citiamo, a Age of the Republic, quello Villains, in cui c'è, non so se ti ricordi, Dooku che viene scoperto da Jack Zim, il Jedi Tigre. Ah, sì, sì. E quella Age of Ne viene poi ricitato nel fumetto di una maxiserie su Yoda, Sì, parzialmente giusto. scritta dallo stesso Cavan Scott, Sì. in cui c'è appunto un passato, si vede il passato di Yoda proprio nel momento in cui un bambino, Jack Zim, con i suoi due amici che sono uno Crassish e l'altro non mi ricordo, Mhm. assistono appunto al duello di allenamento tra Yoda e Dooku. E quindi si va comunque anche questo un po' a inserire all'interno della narrazione, chiaramente in un momento un po' imprecisato, ecco, Sì. però probabilmente mentre Dooku è ancora un membro dell'Alto Consiglio Jedi. E poi, vabbè, in realtà, volendo approfondire ulteriormente, ci sono anche probabilmente un po' di pezzetti tratti da Cavalieri Jedi, la serie regolare che sta uscendo adesso, che però Mhm. magari evitiamo Di spoilerare, sì, che esatto, sta sì, sì, sì. appena uscita in Italia, esatto. Però sì, un po' di addestramento di Qui-Gon si vede anche lì, ecco. Mhm. E appunto invece per Tales of the Jedi c'era, diciamo, c'è stata un po' di polemica sul discorso relativo a la presenza o meno di Dooku all'interno del Tempio Jedi. Raghi, ti lascio la parola perché so che sei più Ma sul pezzo sì. tu. Sì, in realtà alla fine non c'è tanto da dire, nel senso, ovviamente non ci sono retcon o altro. Chiaro, può essere considerata come ambigua se uno non ha letto i romanzi, quello ci sta, nel senso, anche perché poi lo chiamano Maestro Dooku e tutto. Sì. Però Però non lui ci sono. effettivamente è stato maestro, cioè lui ha raggiunto No, il grado, esatto, cioè, il rango di addirittura maestro. era pure parte dell'Alto Consiglio prima di abbandonare l'ordine, quindi Esatto. figurarsi. E nel romanzo stesso è Yoda, se non sbaglio, che gli dice che comunque il Tempio Jedi sarà sempre la sua casa, o Sì, gli sì, dice una sì, cosa del sì. genere proprio. Sì, perché lui fa per consegnare una spada e Yoda gli dice: "No, tienila, al Tempio Jedi sempre casa tua sarà", non sto citando letteralmente perché non me la ricordo ovviamente, però Mhm. che sì, diciamo è comunque considerato un amico dell'ordine e chiaramente ha possibilità di entrare, dentro il tempio ovviamente. Cosa che tra l'altro vediamo accadere anche in Padawan, nel romanzo scritto da Kirsten White, Kirsten ehm, White, sì. sì, in cui c'è un giovane Obi-Wan, mi pare quindicenne, non vorrei sbagliare però, che, in un certo senso conosce Dooku, anche se lui non sa che è Dooku. Sostanzialmente, Dooku passando vede questo Padawan e gli dice un paio di cose e Obi-Wan pensa sia un dignitario, Mhm. o un In visita, rappresentante del sì, sì. Senato, sì, sì, e solo dopo scoprirà trattarsi di Dooku, il maestro del suo maestro, perché glielo dice, se non sbaglio, un suo compagno Padawan, ecco. Ehm, però sì, tra l'altro, Obi-Wan ovviamente penserà che Dooku sia venuto lì per cercare di portare via Qui-Gon dall'ordine. Mhm. Sappiamo che non ci riuscirà, però chiaramente nelle turbe di un giovane Obi-Wan può Guarda, starci. ci Ehm, sta. Ehm, Secondo te, e così ci avviamo a chiudere, ehm, secondo te dopo questa, diciamo, a un lettore che ha approfondito, insomma, che ha letto Dooku, un Jedi perduto, e l'ha finito e l'ha apprezzato, cosa consiglieresti come lettura? Allora, io do già la mia risposta: se non l'ha ancora letto, L'apprendista del lato oscuro sì, e Maestro direi apprendista esatto, forse. sì, sì, sì. Sì, stavo dicendo esattamente, ti stavo, non so come dire, completando una frase con maestro apprendista, Ci perché di sta. fatto vai a scoprire le storie degli altri
2/3/4, in realtà Sì. 4, perché sono Qui-Gon, Ryan Averross, Ventress e Quinlan Vos, Sì, è quindi la, è 4. la genealogia in pratica, Sì, sì, sì. è anche molto ricorsivo poi se ci pensi, perché comunque alla fine ricordiamo la missione di l'apprendista del lato oscuro è che Qui-Gon deve, scusate, non Qui-Gon, che Quinlan deve essere addestrato nelle vie del lato oscuro per poi, cioè, nel senso, si ritorna sempre lì, per cui effettivamente abbiamo modo di approfondire sia gli apprendisti del lato chiaro che del lato oscuro di Dooku, e quindi un po' le due genealogie che come dire, Sì. si intersecano anche tra di loro. Secondo me è abbastanza affascinante poi la rete di personaggi che hanno creato. Sì, E poi il mio consiglio sarebbe anche di ascoltare l'audiolibro in inglese, se volete fare questa esperienza. Se non siete molto pratici con l'inglese, aver letto il libro prima in italiano vi permetterà di capire un po' quello che sta succedendo, perché avrete le informazioni magari fresche, i dettagli freschi, e secondo me può anche essere un modo per migliorare la vostra comprensione dell'inglese. Diamo anche sì. qualche consiglio di pubblica utilità. Sì, sì. E secondo me una cosa che non va completamente ignorata è una puntata o le puntate di The Bad Batch ambientate su Serenno, che Mhm. comunque non sono banali perché, non so come dire, mostrano poi la corruzione che è stata da Dooku, che diciamo è passato al lato oscuro perché per colpa della corruzione della politica è finito come politico corrotto a sua volta, no? E Mhm. quindi è un po' interessante, soprattutto, come posso dire, una puntata di The Bad Batch si sposa un po' bene, come quasi un continuo a quello che avevamo visto in Tales of the Jedi. Sì. Chiaramente con contorno di un audiolibro parascript, maestro e apprendista del lato oscuro, e poi anche chiaramente i fumetti e tutto, ecco. Certo. Va Però bene. sì, no, come dicevi all'inizio tu, secondo me è interessante soprattutto perché nei film viene effettivamente approfondito poco, per quanto possa essere scontato il percorso, Mhm. però leggerlo o ascoltarlo, ecco, è un'altra Sì. cosa. Sì, Stesso discorso che poi valeva per Mone, ecco. certo. Molto bene, io non ho guardato se c'erano particolari commenti, c'è un commento di Jose, che salutiamo anche noi. In ogni caso direi che abbiamo appunto commentato abbastanza, sviscerato un pochino questo Dooku, un Jedi perduto, vi abbiamo dato anche un po' di consigli secondo me di lettura ulteriori per approfondire il personaggio e le conseguenze di quest'opera. Se vi piacciono gli audiolibri, vi consigliamo anche di cercare di magari fare l'abbonamento ad Audible, perché molti di questi audiolibri sono inclusi, e quindi potete ascoltare questi nonché gli Audible Original. E vi ricordo gli appuntamenti delle prossime live ancora una volta. Quindi Archivio Jedi torna in diretta il 16 marzo, mentre invece Holocron Book Club torna il 30 marzo. Raghi è morto. Che fine ha fatto Raghi? Vabbè. Amen. Mentre il 30 marzo appunto torniamo con Holocron Book Club, sempre qui in diretta sul nostro canale YouTube. E io come sempre vi auguro delle buone letture e una buona serata, una buona notte, e che il lato cartaceo della forza sia con voi. Ciao. Ah, c'è anche Raghi, saluta Raghi. Sei in tempo per il saluto. Sì, non so perché ho iniziato prima, ti sentivo un po' nagare, poi è scomparso tutto. Rip. Sì, buona serata a tutti. Ecco. Va bene, grazie Raghi. Ciao, ciao, Niente, ciao. ciao, ciao.